Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Siamo in pochini, va bene? Ok. Bello essere con voi anche oggi, anche questa sera. Inizieremo adesso il nostro momento di lode e adorazione. La prima canzone è In alto un alleluia. Bene, innalziamo questo alleluia al nostro Signore. Ok? Tutti in piedi? I pochi che ci sono in piedi? Anche Emanuela alla proiezione in piedi? Ok? Anche da casa vi voglio vedere in piedi. Ok, dai, iniziamo. Un alleluia davanti ai miei nemici, innalzo un alleluia sopra l'incredulità, innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo.
innalzare un alleluia al nostro Signore, e la prossima canzone personalmente mi ha sempre parlato di una situazione in particolare, nel senso una situazione dove noi ci troviamo, noi abbiamo la consapevolezza di non farcela da soli, del fatto che il Signore ci chiama a fare un qualcosa e noi siamo consapevoli di non riuscire a fare, però Lui ci dà le forze per farlo, Lui ci dà i modi, le forze, le vie per farlo, perché le sue vie sono molto più alte e molto migliori delle nostre. E quindi poi la persona che ha scritto questa canzone, immagino, poi dice che invocherà il nome del Signore, cercherà il Signore, guarderà oltre tutte le situazioni, nel caso qua dice nella tempesta, guarderò oltre le onde, guarderò nella tempesta, quindi va oltre i problemi, va oltre le situazioni negative e guarda il Signore, perché sa che il Signore ci guiderà, il Signore ci prenderà per mano e ci porterà insieme a Lui dove Lui ha visto, dove Lui ha intenzione di portarci, e verso il suo scopo, il suo obiettivo, che ci porterà che gli porterà molta più gloria e porterà molte più benedizioni a noi di quello che noi avevamo immaginato all'inizio. Quindi cantiamo questa canzone pensando a questo, al fatto che il Signore c'è, il Signore ci guida, che noi non siamo capaci, ma è proprio per questo che Lui c'è, e cantiamo. Mi hai chiamato sulle acque, verso l'ignoto, so che affonderei, e lì ti trovo nel mistero, nelle profondità, ho fede in te. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo e tu sei mio. La tua grazia mi circonda, la mano tua mi guiderà, nella paura e nell'ignoto, tu sei con me e non mi lasci mai. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo e tu sei guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, con te sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede
oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo e tu sei mio. Signore, ti ringrazio perché ogni giorno tu ci ricordi, Padre, che sei al nostro fianco, Padre. Ogni giorno le tue benedizioni si rinnovano, Padre, e ogni giorno noi possiamo crescere sempre di più secondo la tua parola, Signore. Guidaci, ti prego, Padre. Mandaci dove noi possiamo anche negare, Padre, ma noi sappiamo che proprio per questo, Padre, tu ci mandi in questi posti, così noi possiamo soltanto contare su di te, Padre. Che noi nonostante tutto ci guardiamo a destra, ci guardiamo a sinistra, soltanto problemi, Padre, ma noi sappiamo che finché non viene la morte, Padre, c'è speranza, Padre. E anche sopra la morte, Padre, tu sei più potente, Padre. E noi ti ringraziamo per questo. In nome di Gesù, amen. Potete sedervi. E non si siedono. Mi piace stare in piedi. Son. No, tranquilli, rimanete pure in piedi. Tanto, vi devo soltanto tenere qua un 20-30 minuti, qualcosa del genere. Grazie. Yes. Allora, sì. Grazie. Sposto più in Q. Ah. Bene. Buonasera. Oh, mi piace. Perché di solito la gente urla in questi momenti, uè, buonasera, per ricevere un buonasera. Però mi piace questa strategia, d'ora in poi vi comincerò a dare buonasera piano piano. Bene. Allora, siamo qua, di nuovo noi, come ogni sabato. Che dire? Oggi iniziamo una lunga serie di studi, inauguriamo gli studi di quest'anno che devono essere diversi da quelli dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto i nostri mentori, di cui sono sicuro molti di voi si ricorderanno molti nomi. Sì, ad esempio abbiamo parlato di personaggi come Barnaba, viva! Altri personaggi come... Anche tu da casa puoi rispondermi, scrivi nei commenti. Insomma, di mentori ne abbiamo avuti davvero tanti. Questo studio invece noi ci concentreremo sui comandamenti, ok? Comandamenti che in particolare ci ha dato Gesù, ma anche sono ripetuti più e più volte nella Bibbia. Sono comandamenti, sono assiomi, come li volete chiamare, imperativi. E oggi in particolare vorrei parlare di una frase che credo tutti noi conosciamo come credenti, che è quel devi nascere di nuovo, il concetto di nascere di nuovo. Andiamo a prendere in mano il testo, non ho preparato i versetti perché voglio che voi con le vostre Bibbie, i vostri telefoni, i vostri computer tirate fuori il testo per avercelo bello in mano. Ed è in Giovanni 3, dal versetto 1 al 21. Non leggeremo tutto, andremo un po' a salti. Comunque vi dirò via via tutti i riferimenti, ma quello è il nostro testo di base, in Giovanni capitolo 3. Credo che molti di noi conoscano questa storia, perlomeno chi frequenta in chiesa. Giovanni 3, Vangelo secondo Giovanni capitolo 3, versetti da 1 a 21. Ok. Ed è la storia di Nicodemo. Per ragioni di tempo do per scontato che voi sappiate la storia di Nicodemo,
Però voglio concentrarmi su alcuni aspetti chiave di questo personaggio, che in verità compare poco nel Nuovo Testamento, principalmente tutto quanto in Giovanni, sì. Ed è il fatto che Nicodemo chi era? Il nome vi dice qualcosa? Nicodemo? Dottore della legge, ci dicono dagli spalti, dal pubblico, dalle sedie, non so come chiamarlo. Sì, era un dottore della legge. Se andiamo a leggere nel secondo versetto di questo capitolo, se riesco a... no. Sì. Ok, nel secondo versetto in cui sta scritto: egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Questo ci dice due cose su Nicodemo. Uno, che era un uomo prudente. Nicodemo va a incontrare Gesù, che era una figura che creava molto scompiglio, diciamo, poteva avere opinioni molto controverse su di lui. Ecco, una persona incisiva, e Nicodemo era un dottore della legge, non poteva farsi vedere di fianco a personaggi questo calibro, e allora va di notte. E noi possiamo dire, sì, molto probabilmente aveva paura della reazione degli altri, però in questo stesso versetto sottolinea la sua sensibilità spirituale, quando lui dice: noi sappiamo, con noi lui intende lui, è un gruppo ristretto di colleghi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Perciò Nicodemo e pochi altri avevano riconosciuto la figura di Gesù e il fatto che fosse da Dio. Se una persona viene da Dio, l'unico modo che una persona può parlare venendo da Dio è dire la verità. Gesù diceva: io sono il figlio di Dio, non verrete al Padre se non per mezzo di me. È una figura venuta da Dio, perciò quello che dice è verità, perciò è questo. Nicodemo però non ci arriva. Nel versetto subito dopo Gesù lo colpisce con una delle sue massime, che inizia con il classico in verità, che in questo capitolo principalmente viene ripetuto 1001 volta. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo non capisce. Dottore della legge, sapeva probabilmente a memoria grandissima parte dell'Antico Testamento, non capisce. E di nuovo Gesù reitera in altri modi, cercando di dargli altre figure, altre immagini sulla quale riflettere. Nicodemo non ci arriva, tanto che nel versetto 10 arriva e sta scritto: Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Manca la maturità. Il personaggio di Nicodemo lo possiamo trovare tanto nelle nostre chiese. Persone che sono qui da anni, persone che sanno, persone che studiano, persone che magari sono anche dotate di una sensibilità spirituale, però manca la maturità di riconoscere quello che si ha davanti agli occhi, la maturità di dire: ah, le cose stanno così, allora io devo fare colà. Dover nascere di nuovo. Cosa significa? Analizziamo un attimino meglio. Ritorniamo di nuovo all'inizio di questo capitolo, nel versetto 3. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Più avanti, nei versetti 6 e 7, quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Notate la struttura della frase, principalmente nel versetto 3. Se fai questo, riceverai questo. Non c'è asterisco, non c'è la specifica, non c'è è mai il caso particolare che... No, è un imperativo. Devi nascere di nuovo. È dura da mandare giù, però, come vedremo in tutta questa serie di studi, gli imperativi sono abbastanza comodi perché così non ci dobbiamo pensare troppo. L'unica difficoltà è accettarlo dentro di noi. Perché dobbiamo nascere di nuovo? Perché siamo esseri umani.
Siamo esseri umani, siamo esseri fatti di carne. E la carne non è minimamente ai livelli di Dio. E Dio lo sa. Per quanto uno si possa sforzare nella sua vita, cercare di fare il bravo, cercare di rigare sempre dritto, prima o poi sbaglierà, prima o poi la carne lo porterà nel peccato, nello sbaglio, nell'errore. Perciò per arrivare agli standard di Dio e meritare, molte virgolette, perché appunto non possiamo meritarlo, ma meritare il regno di Dio, non possiamo più essere carne, dobbiamo nascere di nuovo, dobbiamo essere qualcosa di diverso, perché per la carne è impossibile seguire Dio. È un concetto che possiamo esprimere in 2 parole, ma è tanto difficile da accettare nella nostra vita, perché ad esempio in Luca 9:23, quando Gesù dice se uno vuole venire dietro di me, rinunci a se stesso, in altre traduzioni è rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinneghi se stesso. Studiando medicina vengo davanti a casi molto particolari e i casi che secondo me sono più duri da accettare è quando una parte del corpo rinnega se stessa. È orribile, magari dopo un trapianto, perché il corpo del paziente sta lottando contro quell'organo che gli serve per vivere, contro quella cosa che lo sta tenendo in vita, continua a lottare, lo vuole distruggere, lo vuole fuori da sé, lo rinnega. E da fuori come specialista ti ritrovi in una situazione che, caspita, tutto il lavoro, tutti i miei studi hanno portato a questo e il corpo di sto individuo non vuole accettare un fegato perfetto, un rene nuovo. Rinnegare se stessi vuol dire praticamente distruggere se stessi, soffrire, ogni giorno alzarsi e scegliere no, non voglio vivere, io non vivo più per me stesso, io vivo per Cristo, la mia vita non vale niente, la mia carne non vale niente, Gesù sono tuo. Di solito dopo questa affermazione tanti amen, alleluia, sì, buon. Se Gesù ti chiedesse di tagliarti via una gamba, lo faresti subito, all'istante? Perché magari non ce l'ha chiesto. Però ci sono versetti che risultano abbastanza familiari, come se il tuo occhio ti fa cadere nel peccato, cavatelo. Se la tua mano ti fa cadere nel peccato, tagliala. Perché è meglio che una parte del corpo perisca rispetto che l'intero corpo poi nella genna, nell'inferno e tutte le traduzioni varie. Nicodemo, dottore della legge, non lo aveva capito. Nicodemo appare soltanto altre 2 volte nel Nuovo Testamento. Una volta un ruolo abbastanza marginale in cui fa la sua parte di dottore della legge, difende Gesù, non pubblicamente, ma fa un semplice riflessione sul fatto che non bisognava accusarlo senza avere basi fondate, qualcosa del genere. Potete andare a cercare, proprio 2 versetti che parlano di lui. Infine lo rivediamo in Giovanni 19, nel versetto 39. Che è qui? Ok, ci siamo? Giovanni 19, 39. Tu che sei da casa non fare il pigro, per favore, prendi un telefono, se stai utilizzando il telefono per vedere, prendi una Bibbia cartacea, se non è una Bibbia cartacea vieni qua in qualche modo. Giovanni 19, 39. Qui stiamo parlando della morte e sepoltura di Gesù e sta scritto: Nicodemo, quello che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli, portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Nient'altro. A una prima lettura sembra alquanto, sì, banale. Ed effettivamente sì, anch'io l'ho letto e ho detto, ok, sì, semplicemente l'ha seguito nella sepoltura, che vuoi che sia. Però questo in verità è un gigantesco risultato. È il risultato di qualcuno che ha buttato se stesso, ha rinnegato se stesso, si è preso la sua croce, ha deciso, io voglio servire Gesù con amore. Perché? Perché il segreto sta in quella piccola parte del versetto che
purtroppo non rende bene nelle nostre menti, che è quella mirra ed aloe di circa 100 libbre. Domanda rapida, secondo voi 100 libbre cosa sono? È una misura del peso, una misura di cifra? È tanto? È poco? Peso, abbiamo quello che ha studiato, mamma mia, e lascia un attimino l'opportunità agli altri. È il peso. 100 libbre al giorno d'oggi sono la bellezza di 30 chilogrammi. Perciò Nicodemo non è andato con questo semplice vasettino, come vediamo in tante immagini, ad esempio i Re Magici, ricordiamo sempre, ah sì, il vasettino piccolino, no, erano 30 chili di mirra e di aloe. Aloe perché? L'aloe sin da quell'epoca era considerata una pianta eccezionale per curare le ferite, ma c'è un particolare, poteva essere utilizzata soltanto dai re, soltanto dalle persone più nobili, dalle persone più in alto che potevano ricevere questo grande onore di essere curate con l'aloe. Anche la mirra è un simbolo di regalità, tanto che la rincontriamo nella nascita di Gesù. Ma se mi puoi proiettare la slide che ho preparato, per darvi più o meno un'idea di quello che Nicodemo ha portato. Ho raccolto un paio di informazioni, non si vede purtroppo, ma ho cercato effettivamente quanto costa 1 chilo di aloe e 1 chilo di mirra. Ho cercato la roba che mi sembrava più pura possibile, cioè esclusivamente aloe, e dai, siamo messi bene. Stiamo parlando di 38 euro al chilo per la mirra e 22 euro al chilo per l'aloe. Più o meno. Ho arrotondato qualche valore, dai. Ipotizziamo che a quell'epoca magari non avevano la spedizione gratuita, come questo sito mi ha ricordato che ce l'ho con ordini superiori a 35 euro. Grazie. Non dirò il suo nome perché non voglio fare pubblicità. Ma ok, all'epoca non avevano la spedizione gratuita, non avevano il pacchetto di plastica, non avevano la possibilità di pagare online. E 30 kg, io non so minimamente come si mettano insieme l'aloe e la mirra, perciò io ho detto, avrà fatto un 50-50, metà mirra e metà... Insomma, facendo 2 calcoli, mettendo dentro i numeri, vengono fuori quasi 1.000 euro, 900 euro. Immaginate, siete al funerale di questo attivista politico che è stato giustiziato da parte del tuo Stato per essere un attivista politico, per essere una persona che faceva soltanto confusione, per essere, perché non rende tanto nell'epoca moderna dire ah sì era un idolatra, ah sì era un bestemmiatore. Ma immaginate, siete al funerale con tipo 3 persone strette perché tutti avevano paura di dichiarare al mondo guarda io sto con Gesù Cristo, quel personaggio, quel pericoloso attivista politico che ha combinato soltanto confusione. E si avvicina a questa persona, tira fuori 900 euro dalla tasca e lo mette dentro la tomba, dentro la bara, come lo volete pensare. Nicodemo ha capito una cosa durante la sua vita, che doveva nascere di nuovo, doveva rinnegare se stesso, rinunciare a se stesso e portarsi dietro la sua croce per seguire Gesù Cristo. Questo è un imperativo, è un comandamento, non c'è nessun altro modo, dobbiamo nascere di nuovo. Preghiamo per passare poi alle nostre riflessioni, anche se non lasciarmi, perché ho ancora 2 avvisi da dare, anche tu da casa, per favore. Ma preghiamo prima. Grazie Signore per questa serata, ti ringraziamo Padre per questa opportunità che abbiamo di lodarti, di stare insieme, di parlare di te. Ti ringraziamo anche per la pace e la tranquillità che tu ci dai, per il fatto che non siamo né un regime che ci caccia via, né un regime che ci perseguita. Ti ringraziamo Padre per avere questa possibilità che molti non hanno di incontrarci e di urlare, dichiarare che tu sei il Cristo, che tu sei Re. Ti prego Padre di benedire il nostro gruppo, la nostra Chiesa, la nostra comunità, di benedire i nostri gruppi di riflessione che adesso
faremo di benedirci, di aiutarci a riflettere su questi principi, di aiutarci a ricordare di come noi dobbiamo nascere di nuovo. Ogni giorno, ogni ora dobbiamo fare questa scelta verso di te. Ti chiediamo tutto questo in nome di Gesù. Amen. Bene, 2 velocissimi avvisi perché so che le persone a casa sono tanto impegnate. Allora, 1, martedì alle 19, se non mi sbaglio, ci sarà la riunione del Ministero Sociale, ok? Stiamo cercando di creare un gruppo qua in chiesa dedicato per prendersi cura delle persone meno abbienti, delle persone con gravi difficoltà o semplicemente di chiunque ne abbia bisogno per dargli coperte, per dargli abbigliamento, per dargli del cibo, per dargli quello di cui hanno bisogno effettivamente. Poi, sostegno, grazie, non mi vengono le parole stasera. Poi, per farvi rodere a voi che siete da casa, ho portato tante di quelle banane. Signori, mangiate banane, portatevele a casa. Tu che sei a casa, mi dispiace, te le perdi. Ecco, vedi i vantaggi di venire? Perciò mangiatele adesso, portatevele a casa, mangiatele di nuovo e basta. Saluto tutti quelli a casa, saluto tutti quelli qua e ciao!